Io son dell'idea che bisognerebbe fare come in America, bisognerebbe armarsi e dovrebbero tutelare di più il cittadino onesto e non il criminale. Questo dovrebbe essere fondamentale. Secondo me un'arma in casa non fa male, ecco, giusto per la difesa personale, quello non fa male assolutamente. È questa la conclusione in un mix di esasperazione e rabbia di Filippo Cestaro, proprietario di una delle case di via Marmolada Preganziola, finite nel mirino dei ladri, in quello che è stato un vero e proprio raid. C'era la mia ragazza, io ero fuori, mi chiama alle 8:11, dicendo che sentiva rumori sul tetto, parlare, erano stranieri, ve li ho sentiti dall'accento, e che era terrorizzata perché sentiva che battevano e son corso subito a casa. In 5 minuti io sono arrivati, loro sono stati circa 3 minuti. Un lasso di tempo che sembra infinito e che viene raccontato attimo per attimo anche dalle telecamere della videosorveglianza interna. I cani hanno iniziato a abbaiare, l'allarme comunque era partito e loro secondo me hanno calcolato qualche minuto, sì, in caso di arrivo di forze dell'ordine, okay, però in maniera molto tranquilla se ne sono andati, non scappando, correndo. Avevano una mazza sulle spalle e camminando se ne sono andati via, assurdo. Cantiere, quelle Mazza da da carpentiere per capirsi, quelle grandi. una mazza da carpentiere addirittura. Sì, sì, sì. Di certo i ladri sono stati anche nell'abitazione attigua, che pare fosse vuota al momento dell'irruzione. Altrettanto certo è che si sono introdotti da questa rete del giardino completamente divelta. A scongiurare il peggio, però, sono state loro. Vicky, e adesso arriva anche la IPA. Quindi Questa è Vittoria e tremenda. IPA. Sì, Vittoria e IPA. E lei è tremenda, è quella che li ha fatti scappare. Loro sono stati salvati dal canile, li abbiamo presi in canile e basta. E hanno fatto il loro dovere. Certo, sì, sicuramente. Ora è caccia alla banda, probabile che sia dell'Est Europa e un aiuto potrebbe arrivare proprio da queste immagini. Speriamo, sono a volto coperto, quindi dubito, però magari si vede la stazza delle persone, erano in tre, magari riescono a riconoscerli in altri furti che hanno fatto quella sera, se escono altri video. Se c'ero io probabilmente mi sarei corso dietro perché a me fa venire rabbia queste situazioni, sicuramente non mi nascondo dentro casa. Avresti reagito. Sicuramente sì.